24 posti letto, un investimento tramite fondi PNRR e finanziamenti regionali di 1.715.000 euro. Apre a San Bassiano il nuovo ospedale di comunità collocato all'11° piano della struttura di Via dei Lotti. Una realtà rivolta a quei pazienti che necessitano di un grado di assistenza intermedio, fondamentale per venire incontro alla fascia più anziana della popolazione. Alla base il lavoro sinergico regione, strutture sanitarie e territorio. Già dalla prossima settimana istituiremo proprio in regione una task force per le case di comunità, per gli ospedali di comunità, monitorare settimanalmente lo stato di avanzamento, aggiustare quello che c'è da aggiustare, renderle operative. Sono assolutamente fondamentali perché rappresenteranno lo strumento per ridurre gli accessi impropri nei pronto soccorso e soprattutto per permettere alla sanità di essere sempre più territoriale. È un presidio fondamentale anche perché insomma, ricordiamoci, un tempo c'erano le lungodegenze, adesso ci sono gli ospedali di comunità, quindi vanno soprattutto a sostenere le famiglie quando hanno situazioni particolari con fragilità nel periodo post-operatorio oppure post-acuzie, quindi una possibilità di alleggerire la famiglia da un lato e dall'altro ovviamente assistere il paziente in una fase molto delicata. Il direttore sanitario Antonio Di Caprio ci spiega come funzionerà l'ospedale di comunità, il quarto avviato nel territorio gestito dall'UL7 Pedemontana. La richiesta di accesso in ODC può venire tramite la COT o quando il paziente in uscita da una dimissione per acuto in un reparto ospedaliero ha necessità ancora di una stabilizzazione, ma deve avere però un basso livello di necessità assistenziali, quindi una gestione proprio infermeristica. Per quanto tempo un paziente può restarvi? Sì, allora sicuramente sono strutture temporanee per le quali noi garantiamo nei primi 30 giorni la possibilità di poter sostare in un certo senso, di essere ricoverato in continuità e in maniera gratuita. Intanto la Regione si sta attivando anche per l'avvio delle case di comunità che andranno ad alleggerire il lavoro nei vari reparti di pronto soccorso. Faremo un grande lavoro di promozione perché queste case le stiamo realizzando, le vogliamo realizzare nel più breve tempo possibile, ma soprattutto vogliamo arrivare ai cittadini, spiegare loro i benefici che possono avere senza dover andare in pronto soccorso, perché avranno dei piccoli pronto soccorso dove potranno andare per esempio per i codici bianchi o per alcuni codici verdi.